Ben ritrovati con le nostre dirette, anche alcune delle messaggi, delle domande, delle puntualizzazioni che arrivano da voi. Iniziamo a leggerle tra le tantissime, grazie, anzi. Salve, le chiedo, ma su un decreto si dice di stare a casa, dice questo telespettatore. Come mai questa mattina nella città di Este c'era il mercato e c'era gente che comprava lì come se niente fosse? Mi può dire il perché? Io le dico che i mercati chiaramente sono aperti per quanto riguarda solo i prodotti alimentari. Dubito che ci fossero banchetti non alimentari, questo magari ce lo faccia sapere, ma dovrebbero essere solo banchetti alimentari. I mercati sono per decreto possono rimanere aperti, naturalmente le persone possono andare lì solo per comprare il cibo e stare opportunamente distanziate. Non era così, se non era così, quello è oggettivamente un problema. È possibile che 10 mascherine usa e getta costino 50 euro nei supermercati? Direi che è tecnicamente possibile data la situazione, è già molto che si trovino le mascherine usa e getta. Questo è da un lato la legge del mercato, dall'altro ricordiamoci che verranno fatte indagini perché è andato oltre quelli che sono i costi di mercato e naturalmente questo potrà prefigurare un'ipotesi di reato. Varie indagini vengono fatte da questo punto di vista per mascherine, per disinfettanti e per altre cose. Noi personale della scuola, chi ci garantisce la nostra sicurezza? La sicurezza totale in questo momento non la garantisce proprio nessuno, la garantisce soprattutto il nostro comportamento in primo luogo, distanti, tutto quello che possiamo fare è lavarci le mani in continuazione, certamente vi dovrebbero mettere a disposizione, se ci fossero, e se lavorate più vicini di 1 metro l'uno dall'altro, in questo caso mascherine o mascherine disinfettanti, perché se no questo e guanti, se no questo non sarebbe possibile. Questo non lo dico io, lo dice il protocollo del governo, lo ha ripetuto anche il governatore del Veneto Zaia. Se non possono essere rispettate le normative di sicurezza, quel luogo di lavoro non può lavorare in questo momento. Queste sono alcune cose importanti che insomma mi segno, che ci siamo detti in questo momento. Un'immagine che ci arriva sempre da voi è questa, è importante per chi, insomma per tanti padovani, è un simbolo molto forte perché questo è l'argine del Bassanello e come vedete a un certo punto l'argine del Bassanello, dove tutti corrono e fino a ieri correvano, è stato proprio chiuso, interdetto, è stato messo proprio chiaramente un blocco, non si può passeggiare perché non si può andare a passeggiare in giro e non si può andare a correre perché non si può andare a correre in giro. Questa è la situazione, la gente non c'è, l'ha senz'altro capito, ma il discorso è che l'argine del Bassanello, gli altri argini ovunque in Italia, non solo in Veneto, non si va a fare la passeggiatina negli argini. Questo è chiaro, deve essere chiaro per tutti. Altre cose importanti. Possiamo andare a vedere un servizio che ci parla della crisi dei vivai. I vivai sono, come sapete, ci sono vivai molto importanti in Veneto, nel Padovano per esempio c'è Padova, servizio crisi vivai, e a proposito, intanto io provo anche a dare una salvata. Allora, i vivai appunto sono un asset economico fondamentale di quel settore, molto importante, non stiamo parlando certamente del negozietto di fiori, ma di importante nell'agroalimentare e così via. Allora lo vediamo e poi dopo continuiamo con le vostre domande. Il florovivaismo padovano e veneto continua a lavorare per seguire il ciclo naturale delle piante e dei fiori, ma il suo mercato è fermo. Fiori e piante che sono state consegnate prima del decreto del governo non sono state pagate e ora non si può consegnare per la vendita più niente. Stiamo subendo un calo, anzi un annullamento degli ordini dei prodotti. Alcuni dei nostri prodotti dei piante sono fermi alla frontiera. I garden, che sono i nostri maggiori interlocutori che vendono i nostri prodotti, sono chiusi.
Alcune delle manifestazioni più importanti e delle fiere più importanti sono state annullate, quindi per noi è un momento davvero davvero tanto difficile. Le associazioni di categoria Flor Veneto e Floro Vivaisti Veneti hanno scritto all'assessore regionale Giuseppe Pan, esprimendo la loro preoccupazione per una situazione che paradossalmente è molto critica proprio a primavera appena iniziata. Le vendite che abbiamo fatto a gennaio-febbraio si protrarranno più avanti, quindi di conseguenza anche i pagamenti verranno slittati, quindi con conseguenze negative. Inoltre devo dire che ci sono delle aziende, sono le aziende ortofloricole, che hanno dei prodotti con cicli produttivi molto brevi di 2-3 settimane, piantine da orto ma anche fiori stagionali diciamo, e che in questo momento le serre sono piene di questi fiori, dovrebbero essere venduti in questo periodo. Se non vengono venduti nel giro di qualche settimana, questi produttori dovranno buttare via tutto. Altre vostre domande. Come fa una persona, ci chiede un telespettatore, a sapere se è asintomatica? È molto semplice, non avendo sintomi molto probabilmente non lo sa e non lo saprà mai se è asintomatica. Questo è il motivo per cui siamo tutti fermi in casa il più possibile, perché chi è sintomatico ma ha il virus lo porta in giro, non lo sa, è totalmente ignaro di questo. Certamente lo si sa se si fa il tampone, ma è ovvio che non si può fare il tampone a tutti i 60 milioni di italiani e gli oltre 4 milioni di veneti per i motivi che abbiamo detto, non solo perché non ci sono 60 milioni di tamponi, ma perché anche se fate 60 milioni di tamponi, mettiamo in astratto che esistano, non ci sono i laboratori per controllarli tutti, proprio in quello è un imbuto, è un collo di bottiglia, più in là non si va, cioè nessun paese ha fatto il totale, neppure San Marino ci riesce, probabilmente neppure la Città del Vaticano. Diciamo, può farcelo un comune, può farcelo un quartiere, ma non di sicuro una regione. Questo è poco di sicuro, a maggior ragione una grande nazione di 60 milioni di abitanti. Se una persona ha i sintomi di un po' di influenza e guarisce, come fa a sapere se è un portatore sano del virus? Altra domanda interessante. Anche qui non lo può sapere, per quel motivo che una volta che avete sintomi dell'influenza voi avvertite il medico vi dirà in assoluto, vi obbligherà, tra virgolette, ma anche senza virgolette, a stare a casa. In quel caso non potete più muovervi, perché la possibilità che voi abbiate il coronavirus è molto più alta. Magari avete l'influenza normale, magari no, magari il coronavirus, avete 37,5, non è sufficiente per andare a intasare gli ospedali. Qual è la scelta? La scelta è lasciarvi a casa 2 settimane, fermi lì. Quello è proprio la prassi che si sta facendo adesso con gli ospedali strapieni, dove non c'è posto neppure persone molto gravi che rischiano di morire. Quindi vi dicono: avete la febbre, il medico farà tutte i passaggi burocratici, il triage telefonico, e poi prenderà una decisione che molto probabilmente sarà, se avete la febbre, indipendentemente da quello che sia, state a casa tot tempo, proprio per fare in modo che, se fosse il coronavirus, voi andiate proprio a guarire e quindi a quel punto non siate più positivi. Vari amministratori cercano di rassicurare i cittadini sulle iniziative da prendere. Questo è Roberto Marin, che è il vice sindaco di Bassano. Adesso sentiamo appunto cosa ha da dire a proposito delle iniziative prese dal Comune. La settimana scorsa, come giunta comunale, abbiamo deliberato un atto di indirizzo per la definizione dei primi interventi a favore delle famiglie e delle attività economiche a seguito dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Analizzati i dati per la quantificazione dei possibili interventi e reperite le risorse, verrà stanziato un apposito fondo principalmente finalizzato alla sospensione dell'imposta di soggiorno e dei relativi adempimenti, alla riduzione del canone annuale della COSAP dovuta per l'occupazione del suolo pubblico da parte dei banchi, dei mercati, dei bar, dei ristoranti, oltre al rinvio del pagamento, al riconoscimento di un contributo in relazione alle rette pagate dalle famiglie per gli asili nido e le scuole di infanzia. Nei prossimi giorni verranno posti in essere tempestivamente gli atti amministrativi necessari per l'attuazione concreta di tali interventi. Bassano c'è anche in questo momento.
Questo appunto è il messaggio del La settimana scorsa, vice sindaco, scusatemi, già che c'era mi ha anche ripartito, il vice sindaco di Bassano, Roberto Marin. Altri vostri messaggi, potete dirci quante persone sono infette, visto che parlavamo di Bassano, di Covid-19 a Bassano del Grappa, nessuno dice mai niente, non possiamo neanche renderci conto della gravità della cosa. Allora, che la cosa sia grave in tutto il Veneto, questo lo vedete dai dati. Sono dati che vi dovete appunto seguire quelle 2 volte al giorno che vengono dati dalla regione e in quel caso noi facciamo scorrere, vedete anche quanti sono le persone ricoverate nei vari ospedali, diciamo quello è un indicatore molto preciso. Ovviamente nessuno sa quante persone hanno il Covid-19 in Veneto e nessuno sa quante persone hanno il Covid-19 a Bassano. Per quale motivo? Perché vengono fatti solamente i tamponi. I tamponi vengono fatti su chi ha sintomi e un fondato sospetto. Quindi non si ha assolutamente l'idea totale del numero delle persone, si ha solo l'idea in base a quanti tamponi sono stati fatti. Sono credo 27-28 mila in Veneto, tanto per dire, il Veneto ha fatto più tamponi che molte altre nazioni. Veneto e Lombardia hanno fatto più tamponi che di sicuro le altre nazioni europee, forse adesso la Germania inizia a fare un numero molto alto di tamponi, infatti si vede, insomma stanno aumentando tutti. Ricordiamo che la Spagna in questo momento sta seguendo passo a passo, ha dichiarato il blocco della circolazione, non si può più muoversi, eccetera, eccetera. Le cose che già abbiamo visto noi ormai da una settimana. Allora, questo telespettatore chiedeva perché non ci dite quanti sono i Covid? No, noi lo diciamo, ricordatevi sempre nei nostri notiziari serali, TG Bassano, ci sono sempre i dati forniti dalla ULSS 7, sono dati ufficiali, chiaramente la ULSS 7 riguarda Bassano, riguarda Sant'Orso e riguarda Asiago, però si parla degli ospedali, non sappiamo le cose in giro, diviso ospedale per ospedale, oppure se lo sappiamo ma anche in realtà un significato molto relativo, però la zona è ben fotografata da questo punto di vista. Grazie, intanto arrivano molti altri vostri messaggi a cui cercheremo di dare risposta. Volevo assieme a voi vedere un camionista che qui c'è un video in dialetto veneto, noi lo facciamo vedere, direi di sì. Allora un secondo solo che ce lo vediamo, un video realizzato chiaramente a casa e da chi ama fare queste cose, ce lo vediamo assieme. Siamo tutti sulla stessa barca, come Noè dentro la sua arca. Sì, perché questa epidemia la si diffonde in ogni via, come un diluvio universale che ne fa star tutti, ma tutti male. Da quando il coronavirus sa manifesta, la nostra vita l'è proprio cambià. All'inizio il parea distante, e in poco tempo le diventa nostro abitante. Pian pian dovemo cambiare il nostro stile di vita e far la nostra parte in questa nuova partita. Sarà su in casa come dei cunei per colpa di un virus che ne mai anche ischei. Ci avrei a pensare a vivere sta situazione che la ne crea ansia e preoccupazione. Buteletti a casa dalle scole, che noi può star fuori anche se è il sole. Fin la messa le sta sospesa e adesso neanche andare in chiesa. E anche a me che son prete mi tocca stare in clausura, pregar e celebrar dentro ste mura. E per star vicino ai miei parrocchiani mando messaggi e telefono agli anziani. In giro c'è sempre manco gente e si respira un clima sempre più avvilente. Resté a casa è l'appello dei nostri governanti, dei medici e anche dei cantanti.
ma noi altri non se perdemo d'animo e anche sarà su in casa non andemo in panico. Trovemmo il lato positivo di sta difficile situazione e trasformémola in una bella occasione per riscoprire il valore della vita che ne domanda a tutti d'essere custodita e ritrovare la gioia di regalarsi teneresse nelle nostre famiglie che gli delle gran belle ricchezze. E ricordemose che contro il coronavirus avemo un'arma efficiente, la corona del rosario che è ancora più potente, de sto brutto male invisibile che ne sembra forte e invincibile. Quante guerre e disastri l'Italia l'ha passà, ma la sa sempre risollevà. E allora femose coraggio e allontanemo l'ansietà, che anche a sta emergenza l'aga il tempo contà, e torneremo presto a vivere con serenità, lasciandosi alle spalle anche a sta brutta realtà. Allora poi è bello, insomma, andrà tutto bene, si conclude così e poi magari grazie a chi ce l'ha mandato, poi voglio chiedere insomma, chi è anche l'autore e noi andiamo avanti con altre. Don Marco Preato da Colognola ai Colli, 12 marzo 2020, eccolo qua, da chi arriva, da Don Marco Preato. Interessante. Allora, il discorso che stavamo facendo con le tante nostre, le tante vostre domande, racconti che ci fate, osservazioni che ci mandate, chiusi tutti i centri diurni delle case di riposo, cosa può fare il familiare di una persona affetta con il morbo d'Alzheimer ingestibile? Non si riceve aiuto da nessuno. Allora qui un consiglio che mi viene ovviamente in primo luogo è telefonare al proprio comune. Molti comuni si stanno sempre più attrezzando, insomma da quelli un po' più numerosi per quanto riguarda ovviamente gli abitanti in su. Chiedete comunque aiuto al volontariato, al limite chiedete aiuto ai numeri verdi delle ULSS, vi sapranno dare delle indicazioni. Qualora non ve le sappiano dare, fatecelo sapere, almeno così ci dite dov'è il problema in particolare e magari possiamo cercare noi di recuperare qualcosa. Il congedo per uno dei genitori viene pagato solo il 30%, se il papà lavora già da casa la mamma può richiederlo. Allora queste domande, per quale motivo non sappiamo dare risposte a queste domande? Semplicemente perché non è ancora uscito il decreto, quindi tutto quello che gira. Queste sono le ipotesi, sono tutte ipotesi, sono tutte idee che sicuramente al governo sono richieste fatte, ma magari i ministri del sociale fanno delle richieste di un determinato tipo, però si devono confrontare con le disponibilità del Ministero dell'Economia e quindi bisogna vedere se ci sono i fondi, come vengono allocati e così via. Allora, uno dei grandi problemi però che c'è, e questo è molto importante, è il problema delle donazioni del sangue. E a questo proposito volevo dare la possibilità d'appello all'ospite che abbiamo telefonicamente. Buonasera. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buonasera. Allora, innanzitutto mi scusi, le chiedo il nome dell'associazione per cui appunto sta facendo l'appello e che credo che poi valga per tutte le associazioni consorelle, diciamo, che sono presenti in tutto il Veneto. Certo, io chiamo dalla Fides a Vicenza, sono Mariano Morbini, il presidente dell'associazione, è un'associazione molto storica e numerosa, facciamo più di 30.000 donazioni all'anno a Vicenza, quindi siamo presenti su tutto il territorio provinciale di Vicenza e provincia. In questo momento la situazione fino a 8-10 giorni fa era di estrema carenza di donatori perché la psicosi del coronavirus ha bloccato un po' tutti. In questi giorni si è risvegliata quel grande cuore, quella grande civiltà, responsabilità delle persone, perché ci stanno chiamando in tantissimi per poter sia donare, quindi donatori periodici, ma anche per diventare donatori di sangue.
Quindi questa è una cosa molto molto bella, probabilmente in questi giorni di restate a casa la gente sta riscoprendo i veri valori di noi veneti, in generale del popolo italiano. Quindi lei ci sta dicendo che allora l'appello a donare ovviamente resta aperto. In molte zone d'Italia si continua a lanciare l'appello. Gli appelli però che si stanno lanciando negli ultimi 3-4 giorni soprattutto iniziano ad avere una risposta, cioè i donatori si sono fatti una ragione, prendono tutte le precauzioni necessarie, prenotano e vengono a donare, è giusto? Sì, assolutamente sì, in particolare dove c'è la possibilità, come nel Dipartimento di Vicenza, della prenotazione sia nelle fasce orarie che nei giorni che nei centri di raccolta, questo è ancora più agevolato. E all'interno dei centri di raccolta il Dipartimento ha fatto un ottimo lavoro, quindi le precauzioni ci sono tutte, i donatori sono in tranquillità, quindi l'appello in questo momento è quello di prenotarsi, ma in particolare non prenotarsi nell'immediato, come sta accadendo e ci va benissimo, ma nelle prossime settimane. Questo è molto importante perché quando, e spero tutti noi, usciremo da questo incubo, riprenderanno le attività chirurgiche degli ospedali, quindi ci sarà una grande richiesta di sangue. Quindi la mia esortazione ai donatori, a tutti i donatori in generale, io parlo per la Fides Vicenza ma credo di farlo a nome di tutti, è quello di prenotarsi in particolare nelle prossime settimane e di essere periodici nella donazione. Diciamo quindi l'appello è a programmarsi da la settimana prossima in avanti. In avanti, esattamente. Questo grazie molte perché sono indicazioni pratiche molto importanti per i donatori di sangue e grazie a lei per questo appello. Grazie ancora e arrivederci. Allora, questo appunto era l'appello per quanto riguarda le donazioni al sangue. Avete sentito per quanto riguarda almeno Vicenza, quindi immaginiamo anche la regione Veneto, le cose vanno un po' meglio. Nell'immediato dopo il blocco ci stavano raccontando di qualche giorno, fino a una decina di giorni fa, per la paura, insomma lo sconcerto. Adesso le cose stanno migliorando, ma soprattutto si chiede di programmarsi per le prossime settimane per quando appunto le cose miglioreranno. Chiedo solo indicazioni alla regia per quanto riguarda il collegamento audio-video che vedo, se ho un cenno da Guido Barbato che mi sente, perfetto, allora ti do la linea. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ci troviamo di fronte al municipio di Vigonza, alle porte di Padova, con il sindaco Innocente Marangon per confermarvi la bella notizia del giorno in mezzo a tante notizie un po' fosche di questo periodo. La faccio dire direttamente al sindaco, cosa dite? Sindaco Marangon, prego. Allora, la grande notizia è quella che penso dai media nazionali avete già saputo, ma adesso possiamo confermarla, che finalmente Luca Tacchetto è stato liberato ed è in mani sicure. Insieme alla fidanzata canadese Edith Blair, ricordo che Luca Tacchetto e la sua compagna nel dicembre del 2018 partirono in auto da Vigonza diretti in Burkina Faso per contribuire con le loro capacità. Luca è un architetto, alla costruzione di un centro sanitario per disabili appunto in quel paese dell'ovest dell'Africa. Dalla fine del mese di dicembre 18, i primi giorni 19, si sono perse le tracce sue della ragazza e è cominciata la preoccupazione dei genitori. A quanto pare qualcuno dice che si siano liberati da soli dalla prigionia. Poi abbiamo visto una foto sulla pagina Facebook del ministro degli esteri Di Maio di Luca con una barba quasi da molto islamica, per dirci. Lei che cosa ci può dire a riguardo? Non ho niente da aggiungere rispetto a questa cosa qua. Io comunico la gioia, la grande gioia, e soprattutto il mio pensiero e quello di tutti i vigontini in questo momento va a Nunzio e alla sua famiglia, al papà e alla sua famiglia, perché penso abbiano vissuto 15-16 mesi veramente di grandissima sofferenza e di grandissima difficoltà, una difficoltà e una sofferenza che è stata partecipata da tutti quanti i vigontini, e oggi questo raggio di luce in questa giornata grigia, in questo periodo grigio, rappresentano sicuramente un segno di speranza per il nostro futuro e per uscire da questa situazione veramente angosciante in cui ci troviamo.
Alle 15.30 hanno suonato le campane, a festa le campane di tutte le chiese di Vigonza, comune piuttosto esteso, con 7 frazioni, 23.000 abitanti, e il sindaco Marangon per questa sera ha parlato nella sua precedente risposta di un segno di speranza, di una luce, ha una proposta da fare a tutti i suoi concittadini. Prego. Ecco, l'abbiamo concordato proprio questo segno di festa con i parroci che si sono naturalmente uniti a noi in questo momento bellissimo per la comunità. Non si può festeggiare all'aperto, non si può festeggiare ritrovandosi, bisogna farlo in casa, ma questo segno di festa delle campane è una cosa bellissima. Sì, praticamente questa bellissima notizia rappresenta una fiammella di luce, è una fiammella di speranza che illumina questo momento di grigiore. Quindi io dico e cerco di lanciare attraverso Luca può costituire una nostra speranza. Questa sera alle ore 8 su tutti i balconi di tutta Vigonza, di tutto il Veneto, ma di tutta quanta l'Italia, accendiamo una candela e diamo un segno tangibile che siamo tutti insieme. Luca costituisce la nostra speranza per uscire da questo momento difficile. Bene, grazie al sindaco Innocente Marangon, lo lasciamo alle tantissime telefonate che sta lasciando, anche a questo momento di gioia suo e dei cittadini di Vigonza. Altri approfondimenti nel telegiornale di stasera. Se non avete domande io ridarei la linea allo studio. Io una domanda ce l'ho solo per chiedere al collega, non so con chi sei, scusami adesso, no, ma intanto siamo con Andrea Benetti. Sì, lasciamo con Andrea Benetti. Come si stanno comportando i cittadini di Vigonza per quanto riguarda le disposizioni e le ordinanze? Sì. Come si stanno comportando i cittadini di Vigonza in base alla disposizione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri? Guardi, devo solo complimentarli per il senso di responsabilità e grande senso civico che dimostrano i nostri cittadini. Naturalmente a questo deve unirsi in questo momento il grande rigore, la grande attenzione in quelli che sono i momenti comunque di aggregazioni irrinunciabili, che sono i momenti in cui si va a fare la spesa al supermercato. Vi prego, vi invito, state a distanza, distanziati rispetto alle norme previste dal decreto. Non datevi la mano, lavatevi spesso le mani, non toccatevi bocca, naso naturalmente ed occhi con le mani. Cerchiamo di rispettare tutti quanti insieme le prescrizioni, perché tutti insieme ne usciremo sicuramente da questa situazione. Se permetti Angelo, diamo un'occhiata insieme ad Andrea Benetti. Alla nostra destra, qui a Vigonza, inizia la statale Noalese per Treviso. Se volete dare un'occhiata, contornata dal bellissimo borgo del 1930 dell'architetto Quirino De Giorgio, vedete che i passaggi sono davvero quasi nulli, insomma, e siamo su una strada regionale, ex statale. Questa è la situazione quindi vista anche dai nostri occhi sulla statale per Treviso. Possiamo chiudere qui, cosa dite con questa con due belle notizie, insomma, i vigontini si comportano bene, soprattutto tornerà un vigontino molto atteso. Con calma, immagino. Torna con calma quando si mette tutto a posto. Tornerà con calma, sì, è vero, tornerà con calma. Grazie molte al sindaco, grazie naturalmente al collega Guido Barbato con Andrea Benetti e insomma, abbiamo visto il collegamento in diretta, abbiamo anche visto qual è la situazione di una delle strade più trafficate del Padovano, cioè non c'è nessuno ed è giusto che sia così, evviva, è giusto che sia così. Allora, un'altra serie di vostre domande, mentre intanto ci prepariamo per vedere le immagini che poi riguardano com'è la situazione nel veneziano dei benzinai, anche loro in rapporto con il coronavirus. Intanto buon pomeriggio, come si fa a sapere se una persona ha fatto una semplice influenza o fatto in forma leggera il coronavirus? Molto simile a una domanda a cui abbiamo risposto prima. Lo ripetiamo tranquillamente, non lo si può sapere. Di fatto non lo sapremo mai, perché ormai in tempi brevi non lo sapremo, perché non vi verrà fatto il tampone, se guarirete, dopo l'influenza che vi terranno a casa, farete la vostra quarantena, insomma starete queste 2 settimane, immagino vi dirà il medico di stare a casa, di non uscire, poi guarirete senz'altro e a quel punto, se sarete guariti da un'influenza o da un coronavirus, non lo saprete molto probabilmente se non vi faranno il tampone in seguito, e questo è un dato di fatto, però lì bisogna appunto vedere quello che deciderà il vostro medico in collaborazione naturalmente con le ULSS, a cui darà le informazioni della vostra malattia. Io lavoro in un supermercato nel Veronese,
vedo entrare gente per fare la spesa solo per passare il tempo, stando dentro, a fissare gli scaffali con tutta tranquillità, comprare cose per fare dolci, torte, comunque alimenti che di solito non si comprano. Ci vogliono più controlli perché purtroppo tanta gente non ha buon senso. Diciamo che al di là di quello che si compra nel supermercato, io mi rendo conto insomma, che uno possa anche entra nel supermercato, si compra il lievito per farsi un dolce in casa, quello lo posso capire. Certamente, visto che molte persone aspettano che escano persone dal supermercato per poter entrare, ci sono le file spesso regolate, soprattutto in quelli più grandi, andiamo al supermercato con le idee chiare, stiamo veloci, non andiamo a bighellonare, facciamo le cose in modo molto scientifico, preparato la nostra lista, prendiamo le cose e torniamo, insomma, per poter velocizzare le cose. Se poi volete prendervi del lievito per fare un dolce in casa, io francamente non mi sento di criminalizzare assolutamente nessuno. Questa è la notizia. Chi è in possesso di tagliando per disabili può spostarsi senza la certificazione? Allora, da questo punto di vista non c'è nulla di specifico sul decreto. Credo che la stessa cosa valga per tutti. Ci si sposta se si hanno delle certificate esigenze di stato di necessità. Vale proprio per tutti da questo punto di vista. E quindi è chiaro che a mio avviso ad occhio la certificazione io me la porterei in giro a prescindere da questo punto di vista. Allora andiamo a vedere i benzinai. Il lavoro è calato soprattutto da ieri pomeriggio, è andato quasi a zero, c'è poca gente in giro, quei pochi che ci sono un po' preoccupati. Buongiorno, 20? Yes. E poi? L'altra ho visto che eri un po' titubante. La situazione è critica, non c'è lavoro, siamo qua perché comunque abbiamo degli impegni e dobbiamo dare un servizio. Due gestori diversi per altrettanti differenti distributori di carburante. Marghera, via Fratelli Bandiera. Per i due benzinai che continuano a tenere aperto, altrettanti hanno invece già chiuso, anche se temporaneamente, uniti dalla stessa storia. La gente non può muoversi se non per comprovate necessità. Ecco che se l'uno resiste perché fornito di GPL... Qualcosa c'è, qualcuno che magari va al lavoro, si ferma, non è zero, però siamo proprio ai minimi storici. L'altro sa già che sarà costretto a chiudere se le vicine aziende lo anticiperanno, vista soprattutto la stretta dei voli del traffico aereo. Con la speranza che lunedì ci sia un po' di movimento perché non arrivano e non partono nessun tipo di aeroplano, perciò è inutile. Lei tiene aperto qui, però diceva la gente viene per 5, 10, 20 euro di benzina. Fanno il minimo indispensabile, comunque hanno già fatto ieri e l'altro ieri il pieno e oggi ci sono quelli che vengono a fare gli arrotondamenti, 10 euro, i 5 euro, tanto i motorini, ecco queste cose qua, niente di più. Filippo andrà tutto bene, ci dice in questa foto, a 5 anni e grazie. Naturalmente ve ne facciamo vedere molte di queste foto perché sono senz'altro molto belle da vedere. Qui c'è invece il calcio Colonia Veneta, restate a casa, non solo tutto andrà bene, ma in piccolo vedete restato a casa. Anche il calcio giovanile di Colonia Veneta coinvolge i propri giocatori. Grazie e ciao Leonardo e Virginia. Un'altra che ci andiamo a vedere, questo è da Mary, Davide e Mattia. Noi restiamo a casa, la salute è un bene prezioso, proteggiamo noi e proteggiamo chi è più fragile. Mary, Davide e Mattia. E questa è un'altra, ma ne vediamo un bel po'. Il cartello di Marco. Marco, 2020, naturalmente non avevamo dubbi, un bel sole che è sotto dietro l'arcobaleno che permette appunto di avere tante speranze e tanti cuoricini. Bravo anche a Marco. E poi da Montebelluna c'è Nicolò, andrà tutto bene, qui abbiamo un accostamento di colori diversi e domina l'oscuro, dal buio uscirà la luce, c'è scritto sotto, e quindi Nicolò ha creato proprio qui, insomma, se il livello artistico inizia ad alzarsi, bravo anche Nicolò. Allora,
qui abbiamo un compleanno, perché è giusto gli auguri di compleanno, la festa si rimanderà, però io sto a casa, andrà tutto bene, c'è il sole e Alessia, ti facciamo noi tanti auguri di buon compleanno. La festina poi la faremo tutti assieme in un altro momento, vero? Questo è importante. Allora, mi fido di lei, qui c'è la parte tenera, anche dolce della fede, io mi fido di lei, grazie Alessandra, e qui c'è la Madonnina fuori dalla finestra per proteggerci, e un altro cartello, andrà tutto bene, Alice e Matteo. Vi siete messi sul tavolo, occhio a non farlo cadere, mi raccomando, non sfondate il tavolo perché sennò dopo non va tutto bene. E ve ne faccio vedere un altro, poi ne abbiamo molti altri. Io resto nella mia cestina, immagino, e chi ti muove da questo punto di vista? Non lo muove assolutamente nessuno. Bene, allora noi andiamo avanti, ci vediamo in un altro servizio, da Padova. Noi ci siamo, sono molte le iniziative naturalmente che stanno punteggiando tutto il Veneto, c'è anche la voglia di farsi sentire, di fare sapere appunto che noi ci siamo. Noi dobbiamo essere responsabili e proteggere le categorie più fragili. Lo so che è un impegno restare a casa, non è piacevole, però vi garantisco che è l'unica maniera per evitare il contagio. Dobbiamo proteggere le persone più deboli, le più fragili. Anche stando in casa è possibile tessere fili, ravvivare relazioni di prossimità e con creatività aiutare i più fragili a vivere questo tempo. Una telefonata per un saluto, una preghiera, un piccolo favore al vicino di Pianerottolo. Sosteniamo anche noi, come comunità e come famiglie cristiane, chi fa il bene, da qualsiasi parte provenga e si realizzi. Comune, Diocesi di Padova e Centro Servizi per il Volontariato insieme per coordinare in questo momento storico gli aiuti alle persone sole e fragili. Sostegno da portare al loro domicilio e quindi da fare in sicurezza con l'aiuto dei volontari di protezione civile. I bisogni saranno raccolti dal Comune al numero dedicato 049 23 23 009. L'obiettivo è dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria, perché questi non diventino emergenze sociali. Le associazioni, la Caritas, i servizi sociali e alcune realtà produttive lavoreranno in rete per la telefonata amica, la consegna a domicilio di beni di prima necessità e una risposta abitativa per i senza dimora. I padovani potranno aiutare da casa, donando come spiegato su questa pagina del sito internet Produzioni dal Basso. Obiettivo 61.000 euro entro giugno. Noi diamo una risposta alle persone in difficoltà, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, da casa. Noi, per Padova, ci siamo. Insomma, abbiamo sentito, ci sono appunto molte iniziative che si vedono in modo, vedono unire le varie forze. Qui avete visto Padova, ma abbiamo visto prima il Bassanese, la voglia di far sentire la presenza da parte delle istituzioni di ogni genere vicino al proprio territorio, così come deve essere. Noi allora qui siamo a Bosco Chiesa Nuova, andrà tutto bene. Qui il soggetto dell'arcobaleno invece è sostituito da un bel sole e un bambino con questo bel disegno, un'altra foto, e poi vi leggo anche qui Gloria e Marco, ce n'è immagino uno di Gloria, infatti è firmato, e uno di Marco, sono i due loro arcobaleni che sono nella porta di casa a dire che loro sono lì dentro, ma con il pensiero sono fuori e soprattutto con il pensiero sono rivolti al futuro. Prima del prossimo servizio vi leggo un altro delle vostre puntualizzazioni o domande, a volte sono tutte e due. Allora, io lavoro come corriere e in magazzino. Da noi più della metà della gente non indossa
la maschera o i guanti. Io venerdì ho finito le mascherine, non riesco più a trovarle e neanche al lavoro non ne hanno. Cosa devo fare visto che non vengono rispettate le norme di sicurezza e tantomeno quelle igienico-sanitarie? Ricordiamo, le norme di sicurezza sono specificate nel protocollo che ha stabilito ieri sera il governo con parti sociali e associazioni di categoria, comprese gli industriali. Proprio oggi, pur dicendo quello non è l'azienda, non è una prerogativa, chiudere o no un'azienda non è una prerogativa della regione, non lo decide la regione, questo arriva da altro, quindi dallo Stato, attraverso il prefetto nel territorio, le questure e così via, però ha detto chiaramente se le aziende non rispettano le misure di sicurezza, finché non si riescono a rispettare le misure di sicurezza, quelle aziende andrebbero chiuse. Questo l'ha detto il governatore Luca Zaia. Io rispondo come dice il governatore del Veneto, non ho altri elementi, non conosco ovviamente la situazione della sua azienda, ma è chiaro che il suo, evidentemente se ce lo dice, qualche problema specifico c'è. Allora vediamo, ogni tanto ne vediamo un video che arriva dalle educatrici di un asilo privato. Ciao, sono Mariangela e lavoro presso la casa di Alice, è un asilo privato. Chiedo aiuto alle autorità, alle istituzioni, agli enti preposti perché siamo in ginocchio. Noi vogliamo molto bene i bambini, siamo una realtà molto importante per il territorio, le famiglie ci affidano i loro bambini con fiducia e vorremmo continuare a fare il nostro lavoro con passione. Grazie. Ciao, sono Sara e sono un'educatrice dell'Agrinido, la casa di Alice. Faccio questo lavoro ormai da 4 anni, ma la nostra realtà ormai sta facendo fatica a rimanere a galla. Per questo vi chiediamo a nome di tutte le strutture private di non lasciarci da soli. Ciao, sono Tamara, lavoro presso Agrinido Casa di Alice da ormai ben 10 anni. Chiediamo tutte insieme un aiuto alle istituzioni, a chiunque possa aiutarci, comune, regione, Italia, perché siamo veramente prese agli sgoccioli, siamo in ginocchio e vogliamo al più presto tornare a lavorare, non tanto per noi stesse quanto per questi bambini che amiamo, è una vita che riconosciamo, e anche per questi genitori che hanno veramente bisogno di un asilo, insomma, e quindi chiediamo aiuto al più presto. Grazie. Ciao, sono Silvia, educatrice da 10 anni di Casa di Alice. Sono mamma di una bambina di 3 anni e mezzo e vivo insieme a tutti quanti voi questo momento difficile in cui la salute viene prima di tutto. Chiedo di fare fronte comune per tutelare e aiutare queste piccole, grandi realtà che quotidianamente sostengono tante famiglie. Grazie. Ciao, sono Daniela, lavoro a Casa di Alice da 5 anni e vi sto chiedendo il vostro sostegno e aiuto per questo momento difficile e per permettere ai nostri bambini di tornare in questa bellissima struttura privata a giocare all'aperto e ovviamente a dare il nostro sostegno alle famiglie. Vi ringrazio. Ciao, sono Nadia e lavoro all'Agrinido, la casa di Alice. Per favore aiutateci ad chiudere queste strutture private che sono importantissime in primis per i bambini, ma anche i genitori che affidano i propri figli in mani competenti e in ambienti sicuri e protettivi. Ricordo inoltre che andiamo incontro alle esigenze lavorative dei genitori, tenendo aperto 12 mesi l'anno, 13 ore al giorno. Per favore, non mettete in ginocchio noi e loro. Grazie. Ciao, io sono Roberta, la responsabile della struttura dell'Agrinido, la casa di Alice. A conclusione un po' di quello che hanno detto le nostre ragazze, non posso che aggiungere una forte richiesta da parte del Comune che aiuti noi a sostenere i contributi e le rette dei genitori. Sappiamo benissimo che l'amministrazione comunale lo può fare e puntiamo a sensibilizzare proprio l'aiuto da parte dell'amministrazione. Abbiamo gestito anche un gruppo di 70 strutture private con la richiesta diretta alla Regione Veneto perché vengano erogati i nostri contributi nell'immediato. Abbiamo veramente bisogno di poter gestire questa situazione d'emergenza con i soldi che ci possono dare i vari enti. Siamo dalla parte dei genitori e chiaramente ci mancano i bambini. Non vediamo l'ora di riaprire e speriamo di superare tutto con estrema tranquillità. Grazie.
Questo è un tipo di problema che accade ovviamente per i nidi privati, per i micronidi magari gestiti da 1 o 2 persone, per i nidi parrocchiali, problema per chi lavora nei nidi, per i bambini, quello lo sappiamo, sono tutti disorientati da non poter più andare nel nido, alla scuola d'infanzia, e naturalmente per le famiglie che cosa fanno? Pagano la retta per un servizio che non c'è, non pagano la retta e di fatto mettono in difficoltà l'asilo. Insomma, qui ci deve essere assolutamente un intervento da questo punto di vista. Vi volevo dire che c'è, la sperimentazione naturalmente va avanti. Dall'Olanda fanno sapere di aver messo a punto un farmaco per neutralizzare il coronavirus, ma naturalmente non è che lo hanno fatto sapere gli scienziati e domani in farmacia o in ospedale c'è il farmaco pronto. No, perché saranno comunque necessari mesi di sperimentazione sull'uomo, perché come sempre quando è pronto un farmaco non si conoscono le reazioni, adesso non si vorrebbe che poi dalla sperimentazione emerge che il farmaco magari ammazza più gente di quante ne guarisce, questo per andare in soldoni agli effetti collaterali. Questo qui è un anticorpo monoclonale specializzato nel riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie. La ricerca è stata pubblicata sul sito BioRxiv del gruppo dell'Università olandese di Utrecht, che comunque è una delle università più prestigiose al mondo, guidato da Chuan Wang. I ricercatori hanno detto, in questo caso alla BBC, che saranno necessari appunto mesi prima di sperimentarlo e che il farmaco a maggior ragione sia disponibile perché dovrà essere sperimentato per avere risposte su sicurezza e su efficacia. Questo è ovvio, però lo sforzo della ricerca intanto va avanti. Per quello che è vitale prendere tempo, spostare più in là possibile tutte le soglie, diminuire i rischi il più possibile, far sì che meno gente possibile si ammali e soprattutto che per chi si ammala in modo grave ci sia poi posto per poter appunto avere gli strumenti per poter intervenire, e gli strumenti per poter intervenire in particolare stiamo parlando della terapia intensiva, quindi questo senz'altro molto importante. Vi ricordo che tra poco noi abbiamo il momento della ginnastica dolce, della zumba, mi sembra che ci sia anche il tai chi, quindi c'è questo momento importante che abbiamo visto essere molto apprezzato da voi, ci avete mandato molti messaggi da questo punto di vista, insomma un'ora per muovervi con degli esperti per stare a casa. Fate piano perché non prendetevi strappi, se no poi dopo è dura mettervi a posto, nessuno vi viene a fare un massaggio, però sono anche ginnastiche essenzialmente dolci, pensate proprio per questo. Direi che in questo momento noi vediamo un altro po' di foto che arrivano da voi, che è molto importante. Allora vediamo, questo l'avevamo già visto, andiamo avanti con da Treviso. Questa bambina appunto ci fa sapere anche con la luna e con le stelle che andrà tutto bene, e qua andiamo a vederne un'altra. Arcobaleno in strada, certo, davanti alla propria casa, un arcobaleno in tutta sicurezza, immagino siano 2 fratellini, andrà assolutamente tutto bene. Bello anche questo lavoro da artisti di strada col gessetto, immagino proprio davanti alla propria casa. Qui un arcobaleno con una scelta multimateriale, quindi avete visto che è una sorta di collage con delle applicazioni, un patchwork, insomma un grande lavoro artistico anche in questo caso. Io vediamo se riesco a leggere tutti i nomi. Sono Sara, sono Chiara e Gabriele, bravissimi, ottimo lavoro veramente, e questo ci dà molta allegria. Poi ne vediamo un altro ancora, lo vediamo al canale della Giudecca Oggi. Questo è il canale della Giudecca Oggi, probabilmente da chi sta mandando a lavorare. Diciamo che il traffico acqueo da questo vaporetto è estremamente ridotto, non c'è più
molto da questo punto di vista a livello di traffico acqueo. Dico solo alla regia, avvertitemi voi quando manca un minuto per lanciare appunto la nostra pausa, il nostro lavoro di insieme, che adesso bisogna mettersi in tutta e lavorare. Allora faccio in tempo a vedere ancora alcuni cartelli, andiamo a vedere questo. Andrà tutto bene, stiamo a casa, quindi questo anche qui è bello, perché assieme al vostro cartello naturalmente c'è anche il sorriso e questo ci fa piacere. Questo è il park del supermercato a Bassano. La gente ovviamente deve andare a fare la spesa. L'importante è ovvio che manteniate la distanza, giusto, perché ha piovuto insomma nel pomeriggio, e manteniate la distanza, non accalcatevi anche se piove, meglio tenere un bel ombrello e stare molto distanti l'uno dall'altro. Andiamo avanti con il tutto andrà bene. Qui Emma e Anna ce lo dicono che tutto andrà bene. Abbiamo un arcobaleno circolare, abbiamo la nube, abbiamo il tricolore italiano e naturalmente dei cuori. E da ultimo, prima di lanciare, il gatto che ci dice con attenzione che lui resta a casa. Ogni tanto lo vedo comparire, ma è simpatico e noi lo facciamo vedere di nuovo. Leggo semplicemente un'altra delle vostre note. Perché non chiudono le aziende per almeno una settimana, visto che il personale è chiuso dentro gli uffici e stretto contatto per ore e ore? Potrebbero esserci persone positive senza saperlo. Si stanno chiudendo tutti i reparti che non sono necessari, e lo ribadiamo ancora, le aziende possono rimanere aperte solo ed esclusivamente se rispettano gli spazi e le normative di sicurezza, e questo lo dice naturalmente anche il governatore Zaia. Allora, adesso vi lascio all'attività fisica, poi noi dopo ci ritroviamo alle 18, facciamo un punto assieme, poi ci sono i TG di Bassano, il TG di Vicenza, il TG regionale con Focus TG e poi andremo assieme fino a Focus con il direttore Luigi Baccialli. Intanto grazie, ci ritroviamo tra poco.